Sesta corsa è il premio Due Torri Memorial Augusto Calzolari. 4 e 5 anni a confronto per una classica dell'Arcoveggio. In 6 dietro le ali dell'Autostart. 1 Elva Jet Manuel Pistone. 2 Day of Glory Edoardo Baldi. 3 Elton John F Alessandro Gocciadoro. 4 Demone dei Venti Antonio Di Nardo. 5 Elton Wise Roberto Vecchione. 6 Ernest Jet Lorenzo Baldi. Si parte con Elton John F, Demone dei Venti alle prese, sin dal via, insiste Demone dei Venti che sopravanza Elton John F e passa a condurre all'imbocco della prima piegata ma sbaglia. E così rimane al comando Elton John F nei confronti di Elva Jet, 4, di fuori Demone Ernest Venti, Jet, poi Day of Glory e quindi Elton Wise. 200 metri da parte del leader in 14,8. Elton John F al comando nei confronti di Elva Jet, Ernest Jet allo scoperto con in scia Elton Wise, Day of Glory in coda, in corda. 400 metri in 29,9. Alessandro Gocciadoro ha ripreso in mano. Non fa ritmo svelto e così Ernest Jet gli arriva a destra con decisione senza grossa spesa. Se ne vanno i primi 600 metri di corsa in 45,4. Elton John F al comando, di fuori Ernest Jet, in corda Elva Jet, quindi Elton Wise, poi Day of Glory. 800 metri iniziali da parte del leader passati in 59,7. Al comando Elton John F, di fuori Ernest Jet, in corda Elva Jet, poi Elton Wise e quindi Day of Glory. Prova ad accelerare ora Elton John F quando siamo nei pressi del chilometro, passato in 1,14,1 ma con una curva in 14,4. Finita la curva torna con decisione all'esterno Ernest Jet che dà il parziale sulla retta opposta alle tribune, attacca Elton John F, i due vanno perfettamente apparigliati ad affrontare la curva conclusiva. 14,2 la retta di là, Elton John in vantaggio, Ernest Jet che pressa al largo, Elton Wise che si para per andare in mezzo alla pista, poi Elva Jet e Day of Glory, tutti con possibilità di vittoria all'ingresso e addirittura d'arrivo. Elton John F in vantaggio nei confronti di Elva Jet, Ernest Jet, lo scatto di Elton Wise a centropista, è passato Elton Wise che si stacca dai rivali, Elton Wise che vince nei confronti di Day of Glory, al terzo posto Ernest Jet. 1,13 con 29,2 ad arrivare per il successo di Elton Wise. Roberto Vecchione in salchi per il team Elertal Training, i colori di Giuseppe Russo. Vince il figlio di Maharaja in percorso perfetto dalla pariglia, in scia ad Ernest Jet, vince netto sul traguardo, sprinta molto bene dall'ultima posizione Day of Glory che finisce buon secondo, al terzo Ernest Jet che se l'è fatta tutta a destra di Elton John F, quarta Elva Jet, ultimo deludente Elton John F, il successo di Elton Wise. Roberto Vecchione per il team Elert al Training, i colori di Giuseppe Russo.